AstraZeneca AIFA decide di sospendere in via precauzionale e temporanea la somministrazione in tutta Italia seguendo Francia e Germania. Stamane era stato sequestrato un lotto in Veneto. Zaia dice fare chiarezza. E arrivano in Veneto 245 dosi di monoclonali per la cura del virus. La somministrazione inizierà nelle prossime ore. Si aggiorna così il protocollo farmaci per le cure domiciliari che già prevede la cura dell'idrossiclorocchina da 3 mesi. Primo giorno di zona rossa in Veneto, centri semidesertici, si muove solo con autocertificazione. I pochi negozi aperti cercano di reinventarsi. Dal Vicentino al Veneziano fino alla Marca, flash mob spontanei dei genitori e anche bimbi contro la chiusura delle scuole e la didattica a distanza. Fossagno sotto shock per la morte di una 14enne stroncata in casa da un malore. La ragazzina soffriva di asma, ma fatale sarebbe stato un arresto cardiaco. Decine di colpi nel nord Italia, ma la base era in Veneto. Arrestati dai carabinieri di Verona, 7 banditi sinti assaltavano i bancomat con l'esplosivo. 15 marzo, giornata internazionale dei disturbi alimentari. La storia di Agnese, che ha sofferto di anoressia per 14 anni, racconta la sua storia lanciando un messaggio forte. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione regionale dei nostri telegiornali. E dunque in primo piano c'è necessariamente il blocco dei vaccini AstraZeneca che coinvolge anche il Veneto, dove proprio questa mattina era stato peraltro bloccato un lotto su disposizione della Procura di Biella. Una situazione precipitata nel pomeriggio e che coinvolge mezza Europa. C'è purtroppo una brutta notizia oggi, che la Procura di Biella ci ha inviato in AS, ha bloccato un ulteriore lotto di AstraZeneca, che è quello del Piemonte di ieri. Sono da poco passate le 12.30 quando Zaia, nel consueto punto stampa di Marghera, comunica il blocco del lotto ABV 5811 dopo il caso sospetto della morte di un insegnante registrato in Piemonte. Il provvedimento della Procura di Biella riguarda nel solo Veneto 41.300 dosi, la metà già somministrate in tutte le ULS, tranne l'1 Dolomiti e la 9 Scaligera. La situazione precipita però nel pomeriggio quando la stessa AIFA, presieduta dal trevigiano Giorgio Palù, a sospendere in via precauzionale la somministrazione di tutti i vaccini AstraZeneca sul territorio nazionale sulla falsariga dei provvedimenti adottati da Francia e Germania in attesa del pronunciamento dell'EMA. Sempre AIFA comunica che saranno rese note al più presto anche le modalità di somministrazione della seconda dose. Era stato lo stesso Zaia del resto da Marghera a chiedere chiarezza una volta per tutte. Se il vaccino è con causa o causa della morte o non c'entra niente, bisogna chiarirlo velocemente. Però a me spiace anche pensare che qualcuno possa pensare di aver inoculata la morte, nel senso che, ma ragazzi, il 50% di defezioni nelle vaccinazioni ci dice questo e c'è paura nelle vaccinazioni. Paura che nonostante le rassicurazioni della scienza si è vista nel weekend con le tante defezioni registrate in molte ULS del Veneto e la necessità di provvedere a convocazioni suppletive d'urgenza come a Treviso, dove sono stati coinvolti in extremis anche dipendenti comunali e operatori dell'informazione. Dottor Benazzi sabato si è ritrovato 1 migliaio di dosi sul tavolo a sorpresa. E ha fatto quello che deve fare un direttore. Secondo voi poteva buttare via 1000 dosi? Semmai, continua Zaia, il problema sta a monte e riguarda quelle tante, troppe persone che non si sono presentate all'appuntamento mandando in tilt la macchina sanitaria. Faccio un appello, almeno chiamino e si disdicano la prenotazione perché noi siamo imbarazzati. Appello che arriva in un momento cruciale per il Veneto, di nuovo in zona rossa per volontà del governo, non una scelta regionale, sottolinea Zaia, chiedendo proprio all'esecutivo di accelerare sul decreto sostegno e sul supporto alle famiglie alle prese con la didattica a distanza, un quadro che con il blocco AstraZeneca si complica ulteriormente. E dalla regione su AstraZeneca arrivano delle precisazioni. A livello regionale sono state distribuite 194.000 dosi totali di AstraZeneca, di cui somministrate 68.154. È attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che finora non ha fatto registrare episodi di rilievo. AIFA renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima
prima dose. La programmazione dei prossimi giorni, che prevedeva l'uso dei vaccini AstraZeneca, è stata annullata al fine di consentire una nuova pianificazione dell'offerta. Saranno regolarmente effettuate le vaccinazioni previste invece con gli altri vaccini disponibili, Pfizer e Moderna, con priorità ad anziani e soggetti a elevata fragilità, così dalla Regione. Questo stop ai vaccini AstraZeneca, secondo voi, mette a rischio la campagna vaccinale? È il quesito del sondaggio che proponiamo questa sera. Per rispondere di sì 0422 1626 691, per dire di no 0422 1626 690. Come sempre l'esito durante la nostra prima serata Ring dalle 21:15 su Antenna 3. Intervistato oggi nel corso della nostra edizione straordinaria invece il professor Fabrizio Pregliasco, è tornato proprio sul tema, proprio su AstraZeneca e sulla sicurezza di questo vaccino, effetti collaterali previsti e sotto controllo, dice c'è troppa paura. Questo vaccino è sicuro, ha una serie di eventi avversi che sappiamo, li abbiamo già sono stati sperimentati con la vaccinazione antinfluenzale, sono più o meno della stessa, diciamo, entità e percentuale, dolore, febbre, magari un po' di nausea, vomito, forse AstraZeneca un filino di più, ma proprio ormai è in qualche modo marchiato negativamente rispetto agli altri vaccini. Direi quindi qualcosa di assolutamente irrisorio che si risolve nell'arco di 1 o 2 giorni dal momento della vaccinazione. L'elemento che ha fatto scalpore in questo momento di grande emozione, attenzione, sensibilità è ciò che succede sempre dopo una vaccinazione, la si tira in ballo rispetto a eventi successivi. C'è questa paura, quest'alea di paura, a prescindere dal Covid, c'era già anche prima sulle vaccinazioni dell'infanzia e su correlazioni con patologie più o meno strane. Da qui il fatto che una patologia molto frequente che colpisce 1 a 1000 italiani all'anno e con un po' di mortalità, che è la tromboflebite profonda e forme invece di embolia polmonare, che sono purtroppo frequentissime. Questo virus andrà avanti a onde, probabilmente sempre più piccole, e quindi dovremo fare, dopo questa grande campagna vaccinale, anche delle dosi di richiamo, perché questo virus ci rimarrà in mezzo ai piedi ancora per un po' di tempo. Sicuramente grazie al vaccino in modo con una convivenza molto più civile. E intanto arrivano in Veneto 245 dosi di monoclonali per la cura del virus. La somministrazione inizierà nelle prossime ore, si aggiorna così il protocollo farmaci per le cure domiciliari. Da martedì arriveranno 245 dosi che corrispondono a 245 pazienti perché si fa una sola dose. Sono le prime dosi che fornisce il Ministero. 245 dosi di monoclonali sui 4.000 autorizzati a livello nazionale arriveranno nelle prossime ore in Veneto. Questa è la novità principale sul fronte della cura al virus. 11 centri individuati nelle ULSS venete per la somministrazione delle dosi, ognuna da 1.500 euro a carico del sistema sanitario. A fare la differenza saranno però la tempestività di intervento e lo scambio di informazioni con i medici di base. Sono farmaci che, come anticipava l'assessore, dovranno essere somministrati in una fase precoce entro i 10 giorni dai sintomi, dalla comparsa dei sintomi. Molto meglio se entro 5-6 giorni dalla comparsa dei sintomi. Con l'apertura alla sperimentazione dei monoclonali si aggiorna così lo stesso protocollo farmaci, con la regione che torna su un'altra cura più volte al centro del dibattito e oggetto di frequenti fake news, quella dell'idrossiclorochina. Già il protocollo nostro di gennaio lo diceva, io lo ribadisco, nel caso in cui un medico ritenga di voler utilizzare l'idrossiclorochina, lo puoi utilizzare facendo firmare il consenso informato. Quindi anche questa voce, diciamo, questo rumor di fondo che in Veneto non si possa utilizzare l'idrossiclorochina è infondato, perché anche l'idrossiclorochina si può utilizzare. Vaccinazione direttamente in azienda invece a cominciare dal prossimo aprile è quanto previsto dal protocollo regionale sulla vaccinazione presentato oggi al consueto punto stampa alla Protezione Civile di Marghera.
Spesso i vaccini anche nelle aziende venete, con la possibilità di estenderne la somministrazione pure a familiari e parenti che gravitano attorno al nucleo nella fascia di età nelle coorti di 60 e 80 anni. Di questo nuovo protocollo ne ha parlato la Regione nell'incontro indetto con le categorie economiche. Quindi alle 10 questa mattina abbiamo convocato tutte le categorie economiche a livello regionale, più i sindacati confederali, per iniziare il percorso per quanto riguarda la delibera che è stata approvata venerdì, ossia quella legata al protocollo per poter effettuare le vaccinazioni all'interno delle aziende. La concretizzazione del piano vaccinale aziendale soltanto nel momento in cui si avranno naturalmente i vaccini. E dovrebbe essere, parliamo al condizionale, sempre nel secondo trimestre e quindi da aprile in poi. Protocollo regionale che rientra come estensione del nuovo piano nazionale di vaccinazione, per il quale è prevista un'unica cabina di regia veneta, che verrà convocata verso fine settimana, chiedendo a loro un riferimento tecnico proprio per entrare nell'operatività e nella declinazione quindi dell'eventuale effettuazione dei vaccini all'interno delle aziende. E oggi è stato il primo giorno di zona rossa in Veneto. Andiamo a Padova, pochissime persone in centro storico, autobus e tram semivuoti, anche le attività commerciali aperte si stanno per forza riorganizzando. Foto da città in zona rossa, vuota come a Padova accade solo a Ferragosto, senza neppure un allegro turista. La città si ripensa a partire dalle attività aperte, come i bar con avventori solo da asporto e orari ripensati con chiusura al pomeriggio. I corrieri possono lasciare i pacchi all'ingresso del negozio, la vetrina è semi abbassata. I negozi del centro storico si stanno organizzando in questo primo giorno di zona rossa per la città. Nelle piazze aperti i banchi di fiori e quelli alimentari. Rischio, però apro lo stesso. Anche lunedì quello è vero, però sì, si riscontra un calo. D'altronde possono venire solo i clienti che abitano qui in prossimità. Sì, noi dobbiamo garantire il servizio, almeno abbiamo parecchi clienti che abitano qui in centro, anche anziani, quindi, e poi metteremo in atto il servizio di consegna di spesa a domicilio, per forza. Perché molti anziani non si fidano ad uscire. Un servizio alla città e soprattutto agli anziani che hanno paura di uscire per la crescita dei contagi. Tutti rassegnati i cittadini pronti a rispettare ancora una volta le regole. Trovo giusto, cioè purtroppo dobbiamo accettare questa situazione. Il lockdown è necessario, abbiamo visto in passato che ha dato dei risultati, quindi resistiamo. È chiaro che dopo un anno e più che siamo in questa condizione si fa più fatica. Spero che sia l'ultimo periodo, diciamo, che da dopo Pasqua con queste vaccinazioni si possa dare la libertà a tutti, ecco. È un po' triste, sì, faticoso e anche un po' triste perché non si vede una via di uscita. Dopo un anno si sperava magari di vedere qualche risultato e invece siamo punto a capo. Da Padova a Vicenza, anche qui serrande abbassate e piazze deserte. Rintocchi che segnano il risveglio di Vicenza, come per tutto il Veneto e mezza Italia, in zona rossa. Centro deserto, eccezione fatta per chi è uscito nelle vicinanze della propria abitazione a portare fuori il cane, a comprare il giornale o a fare la spesa. Lo sto vivendo male da un anno. Lei oggi è uscita solo per fare spesa? Sì, sono uscita per fare la spesa, sì. Dobbiamo accettare questa situazione e vaccinarsi. E lei oggi è uscita solo per la spesa? Sì, per la spesa. Serrande abbassate, chiusi anche parrucchieri e barbieri, solo vetrine buie in cui campeggiano inviti, saldi, vendite promozionali, tutto congelato a data da destinarsi. Bar con le sedie lucchettate a ribadire ciò che non si può più. È tristezza, questo sì, e tanta anche. Speriamo finisca. Non sei più libero di fare nulla, anche se si può fare qualcosa, ma è imposto, quindi sempre le cose imposte limitano la nostra libertà.
Disattese le aspettative di chi aveva confidato in un governo aperturista, i numeri condannano all'adozione di misure più rigide. Adesso si spera che con questo nuovo governo le cose migliorino, anche se sinceramente le premesse non sono certo migliori. Ha pensato che l'avvento di Draghi fosse libertà, invece si sono accorti ora che con chi te la pigli. Un giro in bici o in monopattino elettrico, le uniche voci, pochissime, quelle dei bimbi per mano a nonni, babysitter o mamme che nonostante il tutti a casa imposto dalla chiusura da nidi a licei riescono ad esserci. I bimbi a casa non danno nessun problema, siamo noi mamme che lavoriamo che abbiamo questi problemi, però come ha fatto? Mi adeguo con i nonni. E nella piazza semideserta non mancano i presidi delle forze dell'ordine. Scuole chiuse dunque, protestano i genitori davanti ai cancelli, siamo andati a sentire le loro voci, qui nel prossimo servizio saremo a Cassola. Protestano i genitori un po' ovunque, dalla primaria San Giovanni Bosco di Cassola. Ecco le mamme con i bambini, lo hanno deciso in tutta fretta ieri pomeriggio. Noi genitori non approviamo la chiusura delle scuole, siamo convinti che la DAD non è scuola, i bambini hanno bisogno di venire fisicamente a scuola, di stare tra di loro, di stare con le maestre, anche perché sono bravissimi a rispettare le regole come hanno fatto tutti questi mesi. Noi siamo anche qui per chiederci perché i bambini sono a casa, gli insegnanti sono stati vaccinati in questo momento, però le cassiere e tutti i negozi sono aperti e loro ci dicono che appunto per essere sicuri dobbiamo fare il vaccino. Allora le persone che hanno fatto il vaccino sono sicure e sono a casa, quelle che non hanno fatto il vaccino sono in giro. Sono già stati penalizzati tantissimo l'anno scorso, siamo punto e a capo. E alla notizia ragazzi lunedì state a casa, la risposta è stata no mamma ancora. Io voglio essere come mio diritto una buona madre, una buona insegnante, ma lo Stato mi deve mettere nelle condizioni di fare bene le cose. Sono mamma di 7 figli, 6 da oggi sono tutti a casa, didattica a distanza, una bambina che frequenta la scuola materna qui a casa anche lei, con le difficoltà di gestire una professione che ho, abbiamo un'azienda, quindi dovremmo lavorare, dovremmo seguire i bambini, tutti a distanza, tutti chiusi nelle stanze da soli, ma la domanda più grande è: abbiamo fatto tutto e non si sono più interfacciati con i loro coetanei, non hanno più giocato, hanno osservato tutto quanto quello che c'era da fare. Quindi ci chiediamo perché la scuola viene chiusa quando è chiaro che qua nella scuola non è successo niente di così eclatante e importante da portare la scuola a chiudere. Ci sono cose di classe A e cose di classe B, quindi l'istruzione è diventata di classe B. Ora ci fermiamo per un piccolo break, ritorniamo tra breve. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, eccoci di nuovo in diretta, ripartiamo dalla cronaca. A Possagno il dramma della morte di una 14enne stroncata in casa da un malore. Stanotte mia figlia ha fatto un grido dalla camera sua, mi sono alzata, andata da lei e dopo si è persa sensi, è caduta per terra. Ho chiamato l'ambulanza, hanno provato con lei per circa un'ora e niente da fare. Aveva compiuto 14 anni il 10 marzo, Marwa El Anqud. Poco dopo mezzanotte si è sentita male, la sorella e i genitori sono accorsi, ma la ragazzina, malgrado l'immediato intervento del SUEM di Crespano, non ha mai ripreso conoscenza. Il dramma in via Olivia, a Possagno, la sorella racconta le sue ultime parole. Ha detto ciao mamma, ciao papà. Ciao papà, ciao mamma, arrivederci. Come se sapesse già che stava per morire. Marwa soffriva di asma, ma a stroncarla sarebbe stato un attacco cardiaco. Soffriva di asma, però quello che è successo niente, penso che non ha niente con l'asma, perché è andata a fare la spesa con me, era tutto il giorno tranquilla, fino alle 9 di sera era in cucina a cucinare. E quello che è successo stanotte non riesco a capire.
Sarà un attacco di cuore, sì, qualcos'altro, non so. Potrebbe essere la procura ora a disporre un'autopsia per accertare le cause della morte della giovane studentessa. Faccio la scuola alberghiera e ieri verso le 9 di sera ha provato a fare delle ricette per la scuola, non aveva niente, non aveva proprio niente, stava molto bene. Marwa gli piaceva fare la cucina, vuole fare la cuoca, piace fare tante cose, ha voglia di vivere. Aveva voglia di vivere. La famiglia Elancuda, altri 2 figli oltre a Marwa. Il sindaco di Possagno, Valerio Favaro, ha incontrato il padre stamattina offrendo l'aiuto del comune, ma le attestazioni di solidarietà sono state molte. Grazie a tutti quelli che mi hanno mandato i messaggi per danza. Grazie a tutti. Grazie. Decine di colpi nel nord Italia, ma la base era in Veneto. Arrestati dai carabinieri di Verona 7 banditi sinti. Pronti a tutto, organizzati e violenti, i colpi in Lombardia ed Emilia-Romagna, ma la base logistica era in Veneto, tra Padova, Treviso e Vicenza. 7 pregiudicati di etnia sinti, responsabili di 30 assalti ai bancomat, sono stati arrestati dai carabinieri di Verona. I colpi sono stati commessi dal 2017 al 2020. L'assalto più violento nel febbraio del 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia, quando a Legnano i malviventi spararono alcuni colpi di Kalashnikov contro i carabinieri intervenuti durante un servizio di perlustrazione. 4 arrestati vivevano tra Vedelago, Asolo e Montebelluna, un quinto a Piombino-Dese nell'Alta Padovana. La banda utilizzava auto rubate con targhe contraffatte per i sopralluoghi. Durante i colpi alcuni si dedicavano a posizionare l'esplosivo mentre gli altri presidiavano l'area armati di pistola. Una delle auto rubate utilizzate dalla banda è stata ritrovata in un garage a Rubano nel Padovano, mentre in un casolare abbandonato a Montegalda nel Vicentino custodivano le armi. Si stima che la banda sia riuscita a rubare oltre 1,5 milioni di euro. 2 banditi sono stati arrestati lo scorso settembre a Montegalda, mentre i complici si sono dati alla fuga. Le indagini si sono concluse con lo smantellamento della banda, a cui vengono contestati 45 capi di imputazione, dalla rapina al tentato omicidio fino all'associazione a delinquere. Voltiamo pagina. 15 marzo, giornata internazionale dei disturbi alimentari. Vi proponiamo la storia di Agnese, trevigiana, 27 anni, che per 14 ha sofferto di bulimia e anoressia. Quando è cominciato tutto? È cominciato quando ero alle medie, ho 13 anni, quando ho iniziato a vedermi il classico periodo un po' per tutte, a vedersi brutta, grossa, eccetera, chi ti prende in giro, chi ti fa pesare. Tutto questo tempo a chiedermi cose che non mi lascia in pace. Dai commenti delle persone, il non aver mai avuto comprensione per il mio essere timida, introversa, insicura. Parlo anche delle maestre, delle elementari. Gli altri, le parole, gli sguardi difficili da sostenere e quella fragilità così preziosa che non viene capita, accettata, ma derisa e calpestata. Non mangiavo proprio niente, ho passato un anno bevendo e basta. Agnese entra nel buco nero dell'anoressia a 13 anni, l'età in cui una ragazzina dovrebbe fiorire, e le sue giornate perdono il colore, gli studi si interrompono e con loro le ambizioni. Io non volevo più dare l'immagine di una persona forte, perché non mi sentivo forte, mi sentivo male, volevo più dolcezza nella mia vita. Arriva la clinica, l'isolamento più totale, la voglia di farla finita e il giudizio degli altri sempre su di sé. Vedo tanta cattiveria in giro, sembra te lo vuoi, sei tu che scegli di non mangiare, quindi te lo vuoi, invece non è così, è una sofferenza. Ed è proprio durante la pandemia e grazie allo straordinario potere salvifico dell'arte che Agnese inizia la sua lenta risalita verso la luce. Avevo paura dei giudizi della gente, scrive su Facebook in un post confessione, ma ora non mi importa, dopo 14 anni ho vinto questa partita, ho imparato ad apprezzare la mia dolcezza e fragilità, ho trovato la motivazione, scrive, che mi ha fatto ricominciare a combattere. Il fattore principale è stato che ho il desiderio di prima o poi di diventare mamma.
Vi ricordiamo che anche in zona rossa il Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e di Rete Veneta a Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso, sarà aperto mercoledì per consentire alle centinaia di famiglie bisognose che ogni settimana vi si recano di ritirare la borsa della spesa. Anche in zona rossa quindi Banco Solidale in via Caldibreda aperto mercoledì dalle 9 alle 17 con orario continuato, sempre possibile raggiungerlo trattandosi naturalmente di una motivazione di necessità. Questa sera alle 21:15 torna Ring in diretta su Antenna 3, ospite innanzitutto Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso, e poi Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Alessandro Manera della Lega, Giacomo Possamai del Partito Democratico ed Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Questo per quanto riguarda Ring, mentre nell'edizione dei telegiornali delle 19:30 su Treviso avremo in diretta il presidente del Veneto Luca Zaia per gli ultimi aggiornamenti dopo la sospensione dei vaccini AstraZeneca in tutta Italia. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Settimana caratterizzata da intensi flussi freddi settentrionali. L'Italia verrà investita dai venti provenienti da nord. Sul nostro territorio tempo stabile ma progressivo calo termico. Il dettaglio di martedì 16 marzo. Sul Veneto sarà una bella giornata di sole, locali foschie nelle prime ore del mattino, ma si dissolveranno presto. Si farà vedere qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma insomma nulla di che. Venti moderati da nord-ovest e temperature come detto in lieve calo, minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, bel tempo, cielo sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori della regione. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sugli 11-13 gradi all'incirca. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà sempre stabile con un ampio soleggiamento, qualche spruzzata di neve sui settori di confine a bassa quota. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.